Io mi chiamo Laura, sono venuta a conoscenza dello studio perché ho visto un mi piace sulla pagina Facebook di una persona che conoscevo e quindi ho detto beh, se lei ha messo mi piace mi ha incuriosito e quindi sono venuta, ho chiesto un appuntamento, insomma. Allora la mia paura iniziale era il dentista, proprio il dolore e ecco il terrore proprio di sedermi sulla sedia. E quindi sì, questo era quello che mi aveva limitato fino allora ad approcciare a tornare dal dentista, perché era un bel po' di tempo che non facevo niente. Quello che mi ha convinto invece a riprendere in mano la mia bocca era proprio come erano presi i miei denti, le mie gengive, il fatto di non riuscire a masticare bene e soprattutto non riuscire a sorridere liberamente, ecco che è una cosa che mi mancava tanto, mi coprivo sempre il viso ogni volta che dovevo sorridere. Io sono partita con quello che mi hanno consigliato, ma intanto ho preso in mano il discorso della parodontite, io da anni insomma, in qualche modo l'ho trattata, però devo dire che qui in studio mi hanno proprio preso in carico in modo totale, sia per curare la parodontite, per migliorare sì, il dente, le gengive, ma anche proprio alla fine l'estetica, nel senso che ho fatto delle estrazioni, ho fatto tanti impianti e poi ho sistemato la parte davanti superiore, l'arcata superiore, portandomi veramente a una anche serenità, ecco, nel parlare e nel sorridere. Non avrei mai creduto di arrivare a questo punto, nel senso che facendo altro nella vita non riuscivo neanche a immaginarmi il risultato finale e quindi a un certo punto ho detto beh, mi fido, fate voi, perché le proposte che mi facevano a volte facevo anche fatica a realizzarle proprio dal punto di vista visivo, quindi è andata bene, dai, insomma. No, mi sono proprio sentita intanto accolta sempre e proprio anche supportata, nel senso accompagnata passo passo nelle varie fasi che non sono state sempre semplici, poi insomma è stato anche un percorso abbastanza lungo perché cominciando con la parodontite, cioè, ho cominciato nel 2023, quindi è stato un percorso anche un po' lunghetto, però sì, mi sentivo sempre bene, non ho avuto dolori particolari, non ho avuto fastidio, è stato un percorso anche liscio direi, ecco, senza particolari intoppi, quindi sì, mi sono sentita proprio bene. Direi di essere molto soddisfatta del risultato finale, sì, sì, adesso mastico, ho ripreso a masticare, le mie gengive non sanguinano assolutamente più e sorrido, insomma, quindi